La Commissione Cultura della Regione Veneto ha approvato all'unanimità gli interventi fatti alla Basilica di San Marco e finanziati con un importante contributo della stessa Regione di 1.100.000 euro. L'illustrazione del proto della Basilica di San Marco, architetto professore Mario Piana. L'audizione con la sesta commissione cultura della regione è stata fatta per chiudere anche formalmente l'intervento che è stato compiuto dalla Procuratoria di San Marco grazie a un generoso contributo della regione di 1.100.000 euro. E l'incontro è stata l'occasione per illustrare un po' tutti gli interventi fatti, tutti relativi ai problemi nati e dovuti alla grande invasione dell'acqua alta del novembre del 19. Grazie ai fondi regionali sono state compiute azioni preziose e fondamentali anche per la tutela di alcuni degli altari, dei mosaici e della pavimentazione della cattedrale di San Marco. Sono stati illustrati un po' gli interventi principali e alla fine dell'audizione la Commissione ha votato all'unanimità, accettando quello che è stato fatto con il contributo, relativamente a primi interventi d'urgenza sulla pavimentazione, sui marmi, sulle varie parti che erano state danneggiate fortemente, poi anche su due interventi più radicali, più importanti. Il primo relativo ai due altari rinascimentali di San Paolo e di San Giacomo, il secondo ai mosaici che stanno all'interno della tomba Faliero.